Una maglia rossa, 2 militari ad accompagnarlo verso l'auto e il viso coperto da alcuni fogli bianchi. È uscito così dalla caserma dei Carabinieri di Vicenza Giorgio Garbin, il 49enne di Arzignano, arrestato perché sospettato di essere l'autore di 3 rapine avvenute ad Arzignano tra il 18 marzo 2008 e il 15 maggio 2009. I militari dell'Arma avrebbero infatti raccolto elementi utili per accusare Garbin di questi fatti. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per aver sparato ed ucciso ad una guardia giurata nel 1998 alla Magneti Marelli, era in libertà vigilata. Il provvedimento però gli consentiva di recarsi al lavoro ogni mattina presso una conceria della Valchiampo. Dopo il lavoro Garbin metteva in atto il suo piano. Di notte rubava le targhe di un'auto scelta a caso, così che il proprietario non se ne accorgesse e non avesse il tempo di sporgere denuncia. Il giorno dopo le montava sulla sua auto e con il volto coperto da un passamontagna e con in mano un coltello da concia si recava presso gli obiettivi. Per la prima rapina aveva scelto la farmacia San Zeno di Arzignano, asportando 2.000 euro. La seconda volta ha trafugato 500 euro alla farmacia De Antoni, mentre per il terzo colpo aveva optato per il distributore Agip del Costo di Arzignano, dove ha rubato ben 5.000 euro. Non è stato facile per i carabinieri capire chi fosse l'artefice delle rapine e dove andasse a nascondersi, ma alla fine gli indizi hanno portato a lui. L'uomo si trova ora in carcere a Vicenza.